5 giorni immersi nella vita e negli insegnamenti di Michel Robert, straordinario fuoriclasse francese del salto ostacoli, uno dei migliori cavalieri e tecnici al mondo con una lunghissima carriera. Il Comitato regionale Veneto della FISE, guidato da Clara Campese, in sinergia con Team Wow e con il patrocinio di FISE Nazionale, ha realizzato un master giovanile di crescita tecnica con Michel Robert, rivolto a ragazzi tra i 16 e i 23 anni. Nella cornice della Scuderia del Santo a Padova si è tenuta la selezione finale per vincere l'ambita borsa di studio denominata Wow Michel Robert Master for You e vivere così dal 12 al 16 luglio un'esperienza meravigliosa con il grande campione nelle sue scuderie di Lione. 17 in totale i candidati in lizza per ottenere il pass, solo 5 i posti disponibili. La valutazione al cospetto della commissione formata da Marcello Carraro, Gioia Cremonese, Emilio Puricelli, Antonio Tabarini e Anna Di Foggia. Il progetto è sostenuto con il prezioso aiuto degli sponsor Carpos, Equiline, Scuderia del Santo, Edrasis Group e Visentini Giovanni Trasporti Fluvio-Marittimi. Il costo dello stage e del trasporto dei cavalli è infatti interamente a carico dell'organizzazione, mentre i ragazzi dovranno sostenere solo le spese del soggiorno. Prima di tutto, voi sapete che questo progetto è stato fortemente desiderato dal Comitato regionale Veneto, grazie alla disponibilità del Team Wow. Qui abbiamo Anna Di Foggia, il team manager. La valutazione è una valutazione complessiva, nel senso che non si guarda solo ed esclusivamente la parte tecnica. Già dalla preparazione del cavallo in scuderia, già da lì incomincerà l'osservazione che poi porterà a una decisione su solo 5, che sarà sicuramente una decisione difficile. Il merito più grande di questo progetto che si realizza è dei nostri sponsor. Abbiamo potuto e ci siamo potuti permettere di finanziare questo progetto che veramente personalmente mi sta molto a cuore, ma a tutti i consiglieri, grazie alle aziende che con tanta generosità, con grande sensibilità, senza neanche chiedere più di tanto, hanno colto che cosa c'era dietro a questo progetto e hanno immediatamente aderito a sostenere economicamente il costo, perché il costo è un costo impegnativo. Michel Robert è un cavaliere fantastico, una persona fantastica che io ho sempre seguito negli anni e quindi mi è veramente piaciuto il progetto e credo che sia fondamentale soprattutto anche andare a fare queste esperienze all'estero per questi ragazzi, quindi noi con la nostra azienda abbiamo cercato di fare il possibile perché questo potesse avvenire. Uno dei migliori del mondo sicuramente è un'opportunità che la Federazione Veneta ha studiato e alla quale io ho partecipato con grande entusiasmo, perché dare a dei giovani la possibilità di crescita è sicuramente importante in qualsiasi settore, in particolare nel mondo dell'equitazione sportiva in cui l'Italia sta cominciando a riemergere dopo anni di oblio. Sarà difficile fare la scelta. Tutto questo bagaglio acquisito sarà veramente importante per i giovani cavalieri che a loro volta andranno a crescere nel salto ostacoli e negli sport equestri del Veneto. Ho controllato anche i box, che erano tutti puliti, le mangiatoie, si sono tutti preparati i cavalli da soli. I promettenti e meritevoli giovani sono stati esaminati in ogni dettaglio, dalla cura del cavallo alla sessione in piano, per finire con il colloquio personale. Sin da quando ero piccolina mio papà mi portava in scuderia con lui, anche con la mamma, ai concorsi e quindi sono nata e cresciuta con i cavalli e per me sono importantissimi. Magari dedico il mio tempo al cavallo, passo con lei anche solo seduta fuori dal box a giocarci con le carote, facciamo anche stretching dopo allenamento. Il valore più importante iniziale è stato il rapporto con mia mamma, perché quando ero bambino non andavo tanto d'accordo con mia mamma, è sempre stata la sua passione, quindi mi ha avvicinato molto con lei. Ho capito che era meglio continuare a studiare, mi lascia tante opportunità, non mi preclude la possibilità di montare a cavallo, non mi preclude la possibilità di poterlo fare di mestiere un domani, mi dà semplicemente delle frecce in più al mio arco studiare. Il senso di responsabilità, di doversi prendere cura di qualcun altro che non sia te stesso, e questo ti aiuta anche a crescere come uomo. Mi ha aiutato molto a superare soprattutto la mia timidezza, perché sono una persona abbastanza timida.
e questo mi aiuta a sentirmi un po' più sicura, a credere in me stessa magari un po' di più. In un periodo no, non ci si può buttare giù perché comunque è un binomio, io e il cavallo che è un animale, e quindi insomma questo mi ha aiutato anche nella vita di tutti i giorni ad essere un po' più forte. Perché comunque con i cavalli penso che sia utile anche aspettare i loro tempi e loro i nostri, quindi penso sia molto importante. E chi è per te Michel Robert e che cosa potrebbe insegnarti? Sarebbe una bella esperienza poter lavorare con lui, apprendere i suoi metodi, i suoi insegnamenti, i suoi concetti, i suoi valori. Lui rientra tra gli idoli che penso almeno ragazzo che monti nel suo quotidiano è ciò a cui aspira di più, ovviamente. Credo che l'equitazione sia uno degli sport dove sia molto importante la disciplina e l'ordine, e questo credo che mi abbia aiutato anche al di fuori, come nella scuola. Che cosa ho imparato? Di sicuro non mollare mai, che un giorno puoi essere al top, un giorno puoi essere per terra. Una ragione in più per alzarsi la mattina, la mattina uno si alza e sa che comunque ha ad andare dai cavalli, sapere come stanno loro. Penso che mi abbia aiutato molto dal punto di vista anche personale, quindi anche a stare con le altre persone. L'equitazione, se fatta come si deve, richiede tanta dedizione, organizzazione, impegno, dunque rispetto ovviamente per il cavallo e per tutto quello che ci gira intorno. Michel Robert per me è un punto di riferimento perché è quello che aspiro a diventare. Potremo sicuramente arricchire il mio bagaglio culturale per quanto riguarda l'equitazione. E per noi è veramente difficile sceglierne 5, questa è la mia opinione. Onore al vostro presidente che non vi ha lasciato mai soli, è sempre stato con voi. Sei il presidente che io vorrei, perché sei sempre attenta e sei sempre a correre per loro. Hai fatto una bella iniziativa. Quindi la scelta non è stata facile, è stato però ritenuto per una serie di valutazioni complessive di inserire un sesto, e per cui adesso io vi darò i 6 nomi che la Commissione ha individuato. Tutto il gruppo dei restanti saranno invitati a settembre o ottobre, quando Michel Robert verrà in Italia, quindi sarete invitati, sarete ospiti e farete questo stage. Linguanti Riccardo, Frasson Riccardo, Roncon Rachele, Tiarca Elena, Zamperetti Gae, Zoccarato Angela, riserva Giada Sebastianutto. Al prossimo stage. Va bene? Grazie.